Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, elogia l'iniziativa di Banca Ifis per l'acquisto del Palazzo Veneziano di San Pantalon, su cui è dipinto il celebre murale di Bansky, il bambino migrante. Questo intervento finanziario permetterà di avviare i lavori di restauro e messa in sicurezza dell'opera, garantendo così la sua conservazione e il mantenimento del suo messaggio universale di pace e speranza. Zaia esprime gratitudine per questa azione, sottolineando che il palazzo diventerà uno spazio espositivo dedicato all'arte urbana, dove artisti provenienti da tutto il mondo avranno l'opportunità di esprimersi. Questo progetto contribuirà a preservare e promuovere la cultura contemporanea della regione. Il luogo in questione è già diventato un'icona per gli appassionati e i visitatori e Zaia sottolinea l'importanza di conservare un simbolo così potente di speranza e bellezza. Ringrazia inoltre il Ministero della Cultura, la Sovrintendenza e il Comune di Venezia per il loro sostegno in questo importante progetto. Infine, il presidente Zaia evidenzia che restaurare e conservare opere d'arte come quella di Bansky non solo arricchisce il patrimonio culturale della città, ma contribuisce anche a rendere il mondo un luogo più accogliente e bello. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.